in questo momento che rappresenta il secondo momento che dedichiamo all'interno della piattaforma delle idee di Stand Regione Veneto. Abbiamo il piacere di avere con noi un ospite speciale, Maristella Zantedeschi, Fondazione Ca' Foscari, che con Regione Veneto ha sviluppato una collaborazione ormai da molti anni su una serie di temi, in particolare la responsabilità sociale d'impresa, e quindi è davvero con grande piacere che la accogliamo oggi all'interno del nostro stand per questo momento di riflessione. Innovare per essere sostenibili. Una parola, due parole in realtà, no? Innovare e sostenibili, che vediamo, penso, nel 95% degli stand di Job Orienta, e ogni volta che apriamo un qualsiasi media vediamo questi due temi che si rincorrono l'uno sull'altro. È evidente che c'è in alcuni casi un eccesso di utilizzo, però è anche vero che nel momento in cui entriamo all'interno dei temi e proviamo ad approfondirli e poi a farli cadere all'interno delle nostre realtà, assumono un significato per noi un po' più vicino, un po' più autentico, un po' più comprensibile. Quindi siamo contenti di averla con noi. Buon lavoro. Grazie mille per l'invito e anche per aver organizzato questo momento che mi sembra particolarmente stimolante in un contesto di questo tipo. Do il benvenuto anche ai ragazzi e alle ragazze presenti e collegati. Io sono Maristella Zantedeschi, faccio parte di un centro universitario che si occupa di innovazione sociale e oggi vorrei accompagnarvi a fare un'esplorazione. Non ci metteremo elmetti, caschetti e via di seguito, ma ci muoveremo virtualmente cercando sostanzialmente di comprendere come i temi dell'innovazione e della sostenibilità siano importanti per le persone e anche per le imprese. In questo contesto fieristico credo che ai ragazzi e alle ragazze sia data la possibilità di provare a muoversi in un'ottica di ricerca. Possono frequentare laboratori, partecipare a momenti come questo, possono toccare oggetti, parlare, interloquire con persone che fanno mestieri diversi. E lo spirito con cui vi invito a fare l'esplorazione all'interno di questa fiera è quello di cercare le cose che vi appassionano di più, quelle che vi destano curiosità, quelle che vi spingono e vi muovono a cercare di saperne un po' di più di quella cosa, di quel mestiere, di quella materia. Perché credo che questa possa essere, come dire, la scintilla che guida anche la scelta verso il vostro futuro. Allora oggi, in questo momento, in questo contesto, avremo la possibilità di esplorare due concetti, quello di innovazione e quello di sostenibilità, due concetti che a me sono cari per il lavoro che faccio, ma che non sono solo teoria, sono anche pratica, sono azioni quotidiane che possiamo fare nella nostra vita comune e dentro le nostre attività lavorative. Ci accompagnerà in questa esplorazione una persona particolare che ha un'esperienza speciale in questo mestiere, che è il dottor Ernesto Ciorra, di una grande impresa italiana, Enel, che si occupa appunto di energia, e che ringrazio per essere qui con noi oggi, per dedicarci anche un po' del suo tempo, visto che ha un ruolo importante all'interno dell'impresa, poiché dal 2014 è Chief Innovability Manager Officer di Enel. Io lo ringrazio per essere qui oggi. Vorrei capire se è già collegato e se riusciamo anche ad interloquire e a sentirlo. Faremo una video intervista, ormai siamo abituati a questa doppia concezione di presenza, quella fisica e quella virtuale, ma credo che faccia parte ormai della quotidianità di tutti noi. Era collegato poco fa. Allora, intanto lo introduco un po', nel senso che il dottor Ciorra
ha una storia lunga di lavoro sui temi dell'innovazione, ha lavorato come professionista e fondatore anche di un'impresa che si occupa di creatività e di innovazione per molte imprese e grandi marchi anche a livello internazionale, e nel 2014 è approdato in Enel ed è entrato in Enel proprio con il ruolo di Innovability Officer, quindi con il ruolo di colui che in qualche modo è chiamato ad accompagnare i processi di innovazione all'interno dell'impresa. Eccolo, lo vedo collegato con noi. Buongiorno, dottor Ciorra, la ringrazio. Aspetti perché noi non la sentiamo, scusi un momento, ma l'evento fieristico non aiuta. Vediamo se riusciamo a sistemare l'audio. Provi a salutarci, così vediamo se la sentiamo. Mi sentite? Perfetto, perfetto, ce l'abbiamo fatta. Ora mi sentite. La ringrazio anche a nome di Regione Veneto per essere qui con noi oggi e per aiutarci anche ad entrare all'interno, no, della declinazione di questi due concetti importanti, cioè quelli di innovazione e sostenibilità. Le chiederei di raccontarci qualcosa di lei. Sì, io cercherei di essere interattivo e prima di parlare di me o dell'Enel chiederei, se possibile, di dare 2 o 3 microfoni, se li avete, a 2 o 3 ragazzi da portare sul palco. Sì, avete un paio di microfoni? Non so se ci sono microfoni liberi disponibili, perché la logistica della sala non è semplicissima. No, ma 2 microfoni, non... se no il suo, quello che c'ha lei, lo dà a un paio di ragazzi che vengono sul palco. Uno ce l'abbiamo di sicuro, eccolo qua. Perfetto. Qualcuno dei ragazzi bastano 2 e tutto. Ragazzi, presenti vuole venire ad interagire direttamente? Non abbiate paura, dai. Non è che vi mangio, sto pure lontano. No, abbiamo un po' di persone che... Ragazzi, cioè, se avete paura di alzarvi e andare in un parco, difficilmente riuscirete a prendere le opportunità che la vita vi propone. La paura è quella che blocca tutti. Cioè, non va bene. Niente, direi che partiamo e poi casomai proviamo a recuperare... ma non si è alzato nessuno che abbia il coraggio di andare a interagire, cioè... Che tristezza a st'età. Vuole intanto... non abbiamo 2 ragazzi che si offrono volontari, no? Prendetene un paio, portateli lì. Ragazzi, qualcuno vuole venire a salutare il dottor Ciorra? Dai, forza. No, a giocare con me non è salutarmi, nel senso che facciamo un gioco insieme. Sono qui. buttati qua sul palco. Eccoli. Se gli potete dare il microfono, appoggiate gli zaini, mettetevi comodi, tranquilli, bravi, grandi. Eccoli. Vanno obbligato o siete venuti voi? No, costretti. Costretti con la forza. Vabbè, allora, un po' meno grandi. Se potete dare loro i microfoni, grazie. Sì. Cosa dobbiamo fare? A uno e all'altro. Tranquillo, non niente di grave. Ok. Prima cosa, se vi presentate, come vi chiamate? Io mi chiamo Ernesto, voi come vi chiamate? Io Giacomo. Io Federico. Ciao, Sofia. Ciao Federico. Alessandro. Scusami. Alessandro, Giacomo, Federico e? Sofia. Perfetto. Bene. Allora, prima cosa, io volevo farvi delle domande e interagire con voi e poi fare un giochino. Semplice, quindi nessun problema, nessun casino. Prima cosa, io lavoro per Enel, voi che sapete dell'Enel? Ditemi quello che vi gira nella testa, cioè non c'è nessun problema, se sbagliate chi se ne frega, non esiste errore, ok? Cosa vi viene in mente Enel? Enel, sì. Boh. Che vi viene in mente? Non sento però.
portate la Allora, bocca, abbiamo il microfono alla una bocca. nuova ospite, eccola qua. Aspetta, presenta, la vede? Eccoci. Sì, la vedo, la Ci vedo. sei? Come ti chiami? Megan. Megan, bene. Mega. Allora direi Io do di partire più a con voi, Megan, voi date del- che mi pare più energizzata, diciamo. Eccola qua. Ok, ma io volevo sentire anche gli altri, cioè, se dite quello che vi gira, ma perché avete così tanta paura? Lo sapete che la vita, cioè, è nelle vostre mani, ma non la potrete cogliere se voi avete paura, perché la paura è quella che blocca tutti, capito? E blocca le scelte di cambiare il taglio dei capelli, blocca le scelte di prendere un lavoro, di fidanzarsi o di innamorarsi, tutte le scelte vengono bloccate dalle paure. Se voi non vincete le paure, ma anche se sbagliate, ma chi se ne frega? Che vi succede? Niente. Cioè, no? Allora vai, Con Enel mi Chi mi viene in dice mente qualcosa luce di- e gas. luce e gas. Ok, grazie. Sentiamo un po' gli altri, che gli viene in mente? Che fa l'Enel? Chi è l'Enel? Energia. Energia, vendere energia, giusto. Vai, qualcun altro. Non ho sentito, portate il microfono vicino, come ha fatto Megan. Compagnia di luce, elettricità. Sì, azienda di luce e di elettricità, giusto, che fa energia, bravi. Vai, anche quegli altri se parlano. Finito. Sempre energia. Sempre Ho finito energia. le idee. Ok, allora, voi conoscete, sapete chi è la bambina svedese che fa casino sul clima? Conosco. Greta Thunberg, sapete chi è? Sì? Mi sa che l'audio non si sente. No, non ho sentito perché... Sapete chi è Greta Thunberg? Sì. Bene. E per cosa si batte Greta Thunberg? Per il cambiamento climatico? Esatto, per bloccare il cambiamento climatico. Brava Megan, 10 lode. Allora, ma perché si batte? Perché tutte le emissioni nel mondo stanno riscaldando il mondo e c'è il rischio che crepiamo tutti, cioè che si estingua la razza umana. Potete sentirmi se io parlo? Ok, quando rispondete però mettete la bocca al microfono, se no io non sento. Più o meno. Se voi dite... Ok, ora lo sento. Bene, secondo voi chi è l'azienda più grande al mondo che fa le rinnovabili? Cioè l'energia della... Sapete che sono le rinnovabili, tipo il fotovoltaico? Io non sento, Rispondete nel microfono. Non saprei. Non Vabbè, sanno. Non sai che No, sono non energie saprei, rinnovabili? No. Non conosco aziende. No, ma Voi che sapete sono cosa sono energie le energie rinnovabili, lo rinnovabili? sapete o no? Qualcuno sa? Sì, energia eolica. Tu lo sai? Ok, l'eolico è un'energia rinnovabile, con la forza del vento si crea energia. Poi un'altra, Idrica. idroelettrica o idrica, giusto, con la forza dell'acqua si crea energia elettrica. Energia solare. Giusto. Energia Solare, giusto. Grazie al sole si ma crea ha energia e chiesto lo si fa. un'azienda più grande. Sì, ma... No, bravi, va bene, è giusto, avete detto tutte cose giuste. L'eolico, il solare, l'idroelettrico sono tecnologie per generare energia in maniera pulita. Esatto. Allora, l'Enel è il più grande produttore al mondo di quella roba lì. Cioè, il più grande negli Stati Uniti, il più grande in Sud America e il più grande nel mondo. Ok? Non è un'azienda italiana come voi pensate, è un'azienda che nasce in Italia, ma la maggioranza dei nostri colleghi non parla italiano. I nostri colleghi sono brasiliani, cileni, colombiani, statunitensi, peruviani, argentini, sudafricani, australiani, abbiamo colleghi in Giappone, il Sud Corea, in Spagna serviamo 15 milioni di famiglie. Quindi siamo una multinazionale, attivi in tutto il mondo e siamo quelli che hanno più sviluppato l'energia rinnovabile, che sarebbe quella pulita. Ok?
Di qua ci siamo. Bene, vi facciamo un giochino assieme. Adesso però dovreste prendervi il microfono e portarvelo alla bocca vicini, cioè, perché io vi chiederò di rispondere a una cosa molto 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 semplice, una somma algebrica, una somma, ok? Non è una cosa complessa, ok? Adesso vediamo se vedete quello che sto vedendo io. Qualcuno che mi risponde? Sì. Ok, lo vedete che c'è scritto facciamo un esercizio, giusto? Voi ora dovreste, diciamo, urlare come se steste a una partita al 90esimo, ha segnato il Verona, no? E vince la squadra. Allo stesso modo voi dovreste urlare il risultato di questa semplice somma. È una somma, ok? 1000, lo vedete 1000? Sì. Sì, sì. 1000 più 40, quanto fa? Bravo, adesso ho sentito una voce bella, 1040. vai, ditelo ad alta voce, 1040, vai. 1040. Perfetto, ora quanto fa? 2040. Oh, che bella voce, grande. Ora? 2070. Perfetto. Ora? 3070. Bravi, così, all'unisono. Ora? 3090. Ora? 4090. Bravo, ora quanto fa? 5000. E gli altri? Non li sento. 5.000. Ok, allora, io vi ho fatto questo giochino perché, adesso ve lo spiego il perché, però questa semplice somma la cannano tutti, quindi tranquilli, l'ho cannata pure io quando l'ho fatta la prima volta, ok? Tranquilli, perché 1000 più 1000 più 1000 più 1000 fa 4000, giusto? Però 40 più 30 più 20 più 10 fa 40 più 30 fa 70. Fa 4.100. Bravo. E come mai avete detto 5.000 tutti quanti, anche io? Secondo voi perché? Colpa del palco. No, no, tranquillo, l'ho detto pure io. Questo giochino l'ho fatto con migliaia di persone, hanno tutte cannato. 40 più 30 fa 70, più 20 fa 90, più 10 fa 100. 4.100. Ma tutti dicono 5.000. Ok? Perché tutti dicono 5.000? Ve lo spiego subito. Perché ho chiesto al vostro cervello di aggiungere 4 volte 1.000. Il vostro cervello ha imparato una regola dominante e l'ha seguita. Invece che usare 10 anni che avete studiato matematica, da quando avevate 5 anni ad oggi, è 10 anni che fate matematica, no? Invece che seguire le regole della matematica, in 10 secondi io ho hackerato il vostro cervello e l'ho obbligato a seguire una regola dominante che ho fissato io, e si è dimenticato i 10 anni di matematica. E era una semplice somma, una regola oggettiva. Il sommare non è una cosa soggettiva, è oggettivo. Bene, sono riuscito a hackerare il cervello di un po' di ragazzi svegli come siete voi, perché se non foste svegli ci avreste messo molto più tempo e avreste detto la soluzione giusta. Cioè, se uno non è sveglio ci mette più tempo. Se chiedete a un bambino di 7 anni, lui ci mette qualche minuto, ma vi dice la soluzione giusta. Voi che siete più bravi ci mettete molto meno e vi dite la soluzione sbagliata. Come può succedere sta roba? Perché il vostro cervello impara regole e le applica. Impara regole e le applica. In automatico voi mettete due scarpe che sono uguali, cioè non è che mettete una scarpa di un paio e un'altra scarpa di un altro paio, è una regola, la seguite. In automatico voi mettete, non so, due paia di calzini, cioè un paio di calzini mettendo i calzini uguali. Sono regole che date per scontate, ok? Allo stesso modo io ho chiesto al vostro cervello aggiungi 1000 4 volte. Il vostro cervello, quando non c'era da aggiungere 1000, ha comunque aggiunto 1000. Perché quando si impara una regola dominante si è schiavi delle regole. Allora, cos'è l'innovazione? È la capacità di andare oltre le regole che avete imparato. Allora, qualcuno di voi sa cos'è Uber? Sì. Perfetto. Uber nasce perché due ragazzi stavano a Parigi, pioveva un casino, stavano sotto l'acqua e non arrivavano i taxi. Si sono rotti le scatole
alla fine hanno avuto un'idea, ma perché non esistono taxi? Ma c'è tanta gente che sta passando qua davanti, potrebbe dargli un passaggio. Io se do un'app a tutti quelli che passano qua davanti, qualcuno che vuole guadagnarsi 5 euro mi dà un passaggio, io non devo aspettare il tassista. Se loro avessero conosciuto tutte le regole di come funziona il business dei taxi, non l'avrebbero mai fatta Uber, perché sostanzialmente è un'app illegale. Ma non conoscendo le regole, non essendo schiavi delle regole dominanti perché non le conoscevano, hanno inventato una roba con cui hanno fatto un sacco di soldi. Ecco, spesso gli innovatori sono degli ignoranti, non conoscono le regole, non sanno come funzionano, oppure vanno oltre quelle regole anche se le conoscono. Noi invece siamo tendenzialmente portati a rispettare le regole, non è un problema di essere fuori legge o contro legge, assolutamente. Io parlo di regole come quella che vi ho fatto vedere, aggiungi 1000 4 volte e se io in pochi secondi mi sono impadronito del vostro cervello, l'ho hackerato e vi ho fatto sbagliare una semplice somma, pensate cosa possono fare 10 anni in un'azienda, 20 anni in un settore. Alla fine sei mega esperto di quella roba lì e non combinerai mai nulla di nuovo e di innovativo. Questo è il problema. Ed è per questo che noi spesso usiamo persone che non c'entrano niente con il nostro settore per provare a cambiare. Per oggi non vi parlerò dell'Enel, vi parlerò del cambiamento in generale e del perché è importante cambiare e continuare per poter continuare a sopravvivere e essere felici alla fine. Allora faccio mi sa che Megan se n'è andata, giusto? È scappata. Allora qualcun altro, Giacomo, Sofia o qualcun altro che prenda il microfono e mi risponda. Chi è che si propone tra di voi? Giacomo ha già parlato, ha detto basta. Ok, allora facciamo una domanda molto semplice. Secondo te, non so come ti chiami, ogni quanto tempo tu cambi la pelle delle tue labbra? Cos'è? La pelle delle labbra, questa. Ogni 6 quanto mesi? tempo la cambi? 6 2 mesi? 6 6. mesi? Ok. Secondo te tutta la tua pelle, ogni quanto tempo la cambi? Tutta la pelle, di tutto il corpo? Una volta al mese? Ma come? La pelle delle labbra 2 mesi e tutta la pelle del corpo una volta al mese? Dico tutta. Sarà di più. Diciamo così, le cellule tue, cioè tutta quella che tu sei oggi, ok? Fra quanto tempo saranno tutte buttate e morte? Tutto quello che sei tu oggi, compreso il cervello, il cuore, le ossa, fra quanto tempo non esisteranno più e tutto quello che sei oggi sarà morto per dar luogo a qualcosa di nuovo? 200 anni. Perfetto. Allora adesso vi do i tempi, grazie per le risposte. Ok, ottimo. Vi do i tempi, tra virgolette, veri. Ok? Allora vi faccio vedere una slide con i tempi veri. Allora. Mi vedete, vero? Sì, sì. Noi cambiamo la pelle delle nostre labbra tutta ogni 2 ore. La polvere che avete a casa è fatta quasi tutta di pelle umana. Ogni 2 ore cambiamo la pelle delle labbra. Ogni 20 giorni noi cambiamo tutta la nostra pelle. Ogni 4 anni cambiamo tutto il nostro fegato. E ogni 15 anni il 99% di quello che siamo oggi viene sostituito, compreso le cellule del cervello, delle ossa, dell'apparato scheletrico, l'apparato muscolare, gli organi interni, tutto viene buttato e cambiato. Noi ogni giorno ammazziamo milioni di cellule del nostro corpo per poter costantemente sopravvivere. Cioè noi siamo programmati per cambiare e per poter sopravvivere. L'innovazione è questo, il cambiamento completo di tutto per poter sopravvivere, e quando noi lo facciamo in armonia con la temperatura esterna, la pressione, l'altitudine a cui ci troviamo. Se non siamo in armonia il corpo muore.
se noi ci embriaghiamo tutti i giorni, prendiamo un sacco di alcol, prendiamo droghe e ci facciamo del male e non dormiamo, moriamo presto. Lo stesso vale per le aziende, o cambiano costantemente o chiudono. Allora, adesso io vi parlerò del perché noi cambiamo. Cambiamo per poter sopravvivere. Vale per le aziende perché cambiano sempre i prodotti e i servizi. Voi un cellulare di 15 anni fa ve lo comprereste? No. No. Se l'azienda non cambia, l'azienda chiude. Allora, molte delle cose che voi usate, diverse cose che voi usate, le ho inventate un po' di anni fa. Vi faccio un esempio: il primo navigatore sul cellulare al mondo l'ho inventato lavorando per Nokia, il primo al mondo, non ce n'erano. Potrei dirvene altre, ma sono coperte da riservatezza, però molte delle cose legate in ambito telefonia mobile che voi usate sono state prodotte, diciamo, in progetti che ho seguito o che ho gestito o addirittura che ho letteralmente inventato. Ma perché le hanno fatte? Per poter sopravvivere come aziende. Quando Nokia ha smesso di innovare, Nokia è morta. Nokia aveva, pensate, il 70% di quota mondo, che vuol dire che su 10 persone 7 avevano un Nokia. Nel 2006 esce iPhone e in pochi anni Nokia Mobile Phones, che era l'azienda che faceva i cellulari, muore. Se non innovi, muori. Lo stesso vale per la pelle delle labbra, la pelle del corpo. Se voi non cambiate costantemente, come esseri umani, morite. Lo stesso vale per le aziende. Questo è il legame tra innovazione e sostenibilità, tra innovazione e sopravvivenza. Però, siccome non vi voglio parlare troppo di azienda perché vi annoiate, cioè avete manco 18 anni, che vi frega dell'azienda ancora, vi vorrei parlare di un'altra roba, della vostra vita e dei vostri sogni. Io vi ho visto impauriti andare lì sul palco, impauriti a parlare. Allora, io vi racconto un po', adesso vi racconto un po' di me. Grazie ragazzi. Ernesto, prendiamo l'occasione per cambiare testimonial. Un attimo solo, va bene? Sì, vabbè, tanto adesso guarda, faccio un piccolo speech di 10 minuti, poi ho sentito che qualcuno ha detto che sotto c'è un convegno fra 10 minuti, quindi fra 10 minuti vuole chiudiamo. venire, ragazzi? Un paio di persone qui a parlare con Ernesto. Guarda, No, ma interviene lui ho adesso. capito che sono timidi, quindi lasciamoli seduti, Li dai. lasciamo là? Come vuole Sì, lei? sì. Va Sì, bene. sì, no, dammi del tu, tranquilla, io ti do del tu. Come vuoi Ernesto, va bene. Ok, allora io vi parlo per altri 10 minuti, poi sostanzialmente chiudo, perché un po' vedo che fate difficoltà a sentire, un po' vedo che la gente è un po' spenta, diciamo così, e mi dispiace perché hanno 17-18 anni, essere spenti a 17-18 anni è un po' triste. Però io vi racconto un po' come la vedo io, poi fate un po' come vi pare. Allora, la vita è una straordinaria opportunità che voi potete ogni giorno decidere se vivere bene e felici o vivere tristi e non appassionati. E questa opportunità viene tutte le mattine, nel senso che voi vi alzate e potete decidere se quel giorno siete incazzati con mamma, con papà, con i parenti, con i professori, col mondo, o se volete invece godervi quella giornata. Ok? Allora, vi racconto prima di tutto di una cosa che mi è successa personalmente. Cioè, io stavo bello, tranquillo e contento in Inghilterra a parlare con una ragazza quando mi hanno scambiato per un altro. In due mi sono entrati sulle gambe. Tra l'altro ero con un ragazzo di Verona che si chiama Luca P. Mazzoni, non so più che fine abbia fatto, ma ero con lui. E stavamo in Inghilterra, diciamo, a amabilmente chiacchierare con due signorine, quando due signori hanno pensato che io fossi un altro e sono entrati sulle gambe. Un terzo mi ha sbattuto la testa contro il muro e si è spaccata la testa, si è aperta qua. Sono andato in coma per 2 giorni. Poi mi sono risvegliato dopo 2 giorni, non avevo fatto niente del male a nessuno, eppure ero stato molto vicino alla morte. Un anno dopo vado a sciare dalle parti vostre perché ero a Cortina, scendo giù una pista che si chiama Freccia nel cielo e scendo giù molto veloce, ve la sintetizzo, finisco su una sedia a rotelle, rompo il collaterale anteriore, il posteriore, l'anteriore, il mediale, tutto qua, rompo tutto, e il ginocchio fa così e così.
E su una sedia a rotelle mi dicono: guarda, fra un mese c'è la possibilità di vedere se camminerai un'altra volta o no. E in effetti un mese dopo poi mi ricoverano ancora un'altra volta in ospedale dopo avermi operato e mi dicono che fortunatamente avrò la possibilità di camminare. Però non è detto che non lascerò più le stampelle, e io ero molto arrabbiato. Allora vado giù al piano di sotto, al bar dell'ospedale, e vedo un ragazzo di 18 anni che era tutto contento e gli avevano appena tolto un'anca, ok? E gli ho detto: ma che te ridi? T'hanno tolto un'anca? E lui mi ha detto: sai, perché ho un tumore maligno alle ossa, hanno fatto un controllo tutto attorno e hanno visto che questo tumore era confinato all'anca, quindi mi tolgono l'anca ma io potrò ricominciare a vivere normalmente. E io gli ho detto: ah, e quindi sei contento? E lui mi dice: sì, sono contentissimo, perché la mia prospettiva era quasi certo di morire, perché il tumore è maligno ed è alle ossa. E io mi sono detto: ma se lui è felice con un tumore maligno alle ossa, con un'anca in meno, a 18 anni, io che ce n'ho 19, al massimo zoppicherò, girerò con le stampelle, ma posso essere arrabbiato? E ho capito che invece no, dovevo essere felice, perché sì, stavo con le stampelle, sì, c'era il rischio di rimanerci tutta la vita, però chi se ne frega, perché la vita era troppo corta e troppo bella per passarla arrabbiato pensando a quello che è successo, e non per passarla entusiasta e felice per quello che potrà succedere. Allora, un messaggio che vi do è: tutte le mattine quando vi svegliate potete essere incazzati con la mamma, col papà, col fratello, con la scuola, con i professori, con il mondo che è cattivo, con Roma ladrona, con quelli che vi chiudono perché c'è sta il Covid. Avete probabilmente buoni motivi per essere arrabbiati, però il mio consiglio che vi do è di fare come quel ragazzino che poteva essere arrabbiato perché aveva un tumore maligno a 18 anni e c'era un'anca in meno, ma ha preferito essere felice. Siccome probabilmente avrete molti più giorni di vita rispetto a quel ragazzino, no? Potete scegliere ogni mattina se essere felici o se essere arrabbiati, però la vita è la vostra e non dipende da quello che avete o che vi succede, se siete felici o arrabbiati, ma dipende dalle scelte che fate. C'è una bellissima lezione che vi consiglio di vedere di un signore che si chiama Randy Pausch, scritto P-A-U-S-C-H. Adesso magari vi condivido un pezzettino di questa lezione. Vi faccio vedere semplicemente chi era questo signore qua e vi faccio vedere un pezzettino di questa sua ultima lezione. Vediamo un po' se riesco a condividerla. Condividi schermo, ok? Lo vedete? Non ancora. No, non ancora. Allora aspetta che ho sbagliato io. Condividi, fine, schermo intero, condividi. Ora forse potrete vederlo. Sì, adesso si sta collegando, eccolo. Perfetto, si vede un po' sfogato, ma questo signore che vedete qua, lo vedete, lo applaudono? Lui stava facendo la sua ultima lezione, aveva 44 anni e insegnava negli Stati Uniti. Lo vedete, è un bell'uomo in buona forma, no? Sembra. E di solito i professori tengono un'ultima lezione prima di andare in pensione, invece questo signore qua non stava andando in pensione, no? Però doveva tenere la sua ultima lezione, e questa sua ultima lezione la doveva tenere perché, pur essendo così giovane, purtroppo aveva tumori sparsi per tutto il corpo, e stava dicendo che lui non era molto contento di avere tumori sparsi per tutto il corpo, avendo 3 bambini e sapendo che in 3 mesi sarebbe morto. Però, pur avendo soltanto 3 mesi di vita e sapendo che sarebbe morto e avendo 3 bambini, ha preferito passare quei 3 mesi allegro e felice, e ha detto: non vi sembro abbastanza triste per la mia situazione? È perché io non voglio essere triste, io voglio essere felice. E poi continua una bellissima lezione, vedete che fa le flessioni, dice: io sto benissimo apparentemente, le faccio pure su una mano, eppure non è così, perché le tac sono quelle lì, ok? Questo signore qua in realtà purtroppo dopo 3 mesi è effettivamente morto. Quella è la sua ultima lezione, e
in questa sua ultima lezione dice: io ho solo 3 mesi di vita, avrei tutti i motivi per essere arrabbiato, ma preferisco passare i miei 3 mesi di vita felice, allegro, appassionato, innamorato della mia famiglia, di quello che faccio e della vita, perché almeno avrò passato 3 mesi allegri. E poi dice in questa lezione, che è un po' lunghetta, ma se volete ve la potete vedere, dice: voi che avete più tempo di me, perché la passate la vita impauriti, terrorizzati, agitati, nervosi, arrabbiati col mondo, e non la passate allegri e felici? Allora, questa lezione che lui ha dato a molta gente e anche a me, e che io posso darvi avendo vissuto quell'altro trauma, è una lezione molto semplice e dice questo: la vita è troppo bella per passarla incazzati e impauriti. Ok? E qua potrei anche terminare, perché se passasse questo solo messaggio vi avrei dato molto. Siete impauriti nell'andare su un palco, siete impauriti magari perché vi fanno delle domande, ma chi se ne frega? Cioè, se voi siete impauriti non potrete mai cogliere le opportunità che la vita vi pone, non potete mai innovare, e innovare vuol dire anche cambiarsi il taglio dei capelli. Io non posso, vedi, me lo taglio con la lametta. Vuol dire cambiarsi il colore dei capelli, vuol dire innamorarsi, vuol dire provarci con una donna o con un uomo, perché anche se te da buca amen. Vuol dire innamorarsi, vuol dire provare anche un nuovo lavoro, e se poi va male chi se ne frega. Vuol dire provare a segnarsi a un'università dando, se quella roba ti appassiona, il massimo, e se poi non va bene, amen. Vuol dire provare anche a inventarsi qualcosa di nuovo, che non è necessariamente un'azienda o un prodotto o un servizio, ma anche soltanto un modo diverso per stare con gli amici e divertirsi, e possibilmente non sballandosi, perché se sbagli la vita purtroppo è troppo breve, ma diventa ancora più breve. Allora, quello che sto cercando di dirvi è che l'innovazione e la sostenibilità per le aziende continuano a cambiare, perché cambiano i prodotti, cambiano i servizi, cambiano i modelli di business, cambiano i competitor, cambia tutto, e voi l'iPhone il cellulare di 15 anni fa non ve lo comprereste. Se non cambiano, le aziende chiudono, muoiono. Lo stesso vale per noi. Se non cambiamo ogni giorno e non ci appassioniamo, non cerchiamo di guardare cose nuove, non cerchiamo di provare cose nuove che però non ci distruggano, se non cerchiamo di aprire lo sguardo senza avere paura, perché la paura è quella che blocca ogni cambiamento in azienda e nella vita personale. Se noi non ci proviamo veramente e non ci appassioniamo, la vita è troppo breve e ci accorgeremo, quando arriveremo, speriamo, ad avere una certa età, di averla sprecata. Gli sprechi della vita sono essere sempre incacchiato con gli altri, gli sprechi della vita sono non aver provato, quindi avere rimpianti. Se provi a fare una cosa e ti va male, ci hai provato, ma se tu non ci provi, purtroppo nella vita avrai rimpianto di non averci provato. Allora, quello che cerco di dirvi a voi che siete giovani è: siate appassionati, siate innamorati della vita, siate innamorati delle tentativi che fate, e se vanno male siate innamorati anche delle cose che sono andate male, perché se sono andate male non potrete dire a voi stessi non ci ho provato, ma se non ci provate perché siete impauriti, allora sì che avrete il rimorso, che è peggio della constatazione di aver sbagliato, di non esserci riusciti. È un qualcosa a cui non avrete mai risposto, e cioè: ma se ci avessi provato come sarebbe andata? Provarci vuol dire provarci con la donna o l'uomo che vi piace, provarci vuol dire provarci con l'azienda che vi piace, con gli studi che vi piacciono, con una nuova cosa che potete fare. Essere impauriti è la morte dell'innovazione, è la morte del provarci. Essere arrabbiati è la morte della vita. Io qua chiudo, perché sono andato anche oltre i tempi che pensavo. Sentivo che qualcuno diceva abbiamo un altro convegno, infatti sono andati in massa, se ne sono spostati un po' di ragazzi. Sì, siamo in fiera e quindi ci sono molti Normale, eventi in contemporanea. Se passassero già questi messaggi di non aver paura e di essere appassionati per la vita, sarebbe già tantissimo. Posso rubarle solo un altro minuto, dottor Ciora, prima che scappi mirate via? Lei no. Allora, Ernesto, posso rubarti solo un minuto? Sì. La domanda che volevo farti era questa, nel senso che la cosa che ci hai detto è che cambiare è necessario e che possiamo scegliere come usare il nostro tempo e la nostra vita, no? Ma la domanda che volevo farti era questa: il tuo compito in Enel è portare questa filosofia? Cioè l'impresa
ti chiede questo approccio e questa filosofia dentro l'innovazione? Assolutamente sì. Noi abbiamo premiato chi ha provato a fare cose nuove e le ha sbagliate. Google ci ha copiato, abbiamo inventato un programma che si chiama My Best Failure e Google ci ha chiesto la possibilità di utilizzare My Best Failure. Noi stiamo spingendo le persone a provarci, a cambiare, ad accettare il cambiamento, a non accettare le gerarchie, gli ordini e le regole, ma a provare a cambiare gli ordini, le regole e le gerarchie. L'azienda mi chiede esattamente questo. Quindi diciamo un'innovazione che non è solo personale, individuale, ma che riguarda anche il rapporto con l'impresa, con la formazione, col lavoro. Assolutamente sì, ma vuol dire anche cambiare la cultura. C'è un bellissimo libro, cito testualmente, non mi dite che sono volgare perché si chiama così, Il metodo anti-stronzi, scritto dal professor Bob Sutton dell'Università di Stanford, che spiega proprio che le aziende si dividono in aziende dominate, governate e gestite, diciamo, premiando la stronzaggine. Io cito testualmente la traduzione in italiano, in inglese è No Asshole Method. E ci sono aziende invece in cui si premia la valorizzazione del talento, della passione, della creatività e si mette come obiettivo la felicità delle persone. E lui dice in mezzo non c'è niente, cioè o stai di qua o stai di là. Spiega molto bene che vuol dire essere, tra virgolette, asshole, e dà anche un test. Questo stiamo parlando di analisi scientifica. A Stanford si selezionano i professori con questo metodo. Perché? Perché l'azienda può piallarvi la curiosità, la fantasia, il sogno, la passione, può rendervi tristi. Quando lavorerete in un'azienda ci starete 8 ore al giorno almeno, sarà in grado di alimentare la vostra passione, curiosità, voglia di lavorare, voglia di vivere, o sarà in grado di piallarvele, distruggendo. Noi abbiamo un compito anche sociale che è fondamentale, questa è la vera sostenibilità sociale verso i colleghi, creare un ambiente che stimola, che rende felici, che alimenta la curiosità, la passione, la creatività e non che massacra e rende triste le persone. Quindi è assolutamente il mio lavoro. Bene, la ringrazio per essere stato con noi e averci dedicato il suo tempo. Ernesto, spero che ci saranno altre occasioni. Grazie anche dalla Regione Veneto per essere stato con noi stamattina, averci dato un'ora del suo tempo. Ha dato una lezione a tutti, giovani e anche agli adulti, una grande lezione di vita, grazie davvero. Grazie a voi, buona giornata. Ciao, arrivederci. Bene, direi una testimonianza anche forte, nel senso che ci ha messo di fronte anche ad esperienze di vita, insomma, impegnative e toste. E forse non ci serve aspettare, no, di doverci confrontare con cose anche così impegnative dal punto di vista umano, per cogliere però la sollecitazione che ci ha portato Ernesto, visto che vuole essere chiamato per nome. E lui ha questo compito dentro un'impresa, una multinazionale, quello di sostenere l'innovazione all'interno dell'impresa con questa strategia, cioè di orientare le persone a superare la paura, a provare anche a sbagliare, a portare punti di vista, creatività, a cambiare le cose, ecco. E credo che nella vostra visita anche in fiera oggi possa essere l'atteggiamento che vi suggeriamo, no? Quello di guardare a tutte le opportunità che ci sono qui dentro, sono opportunità per il vostro futuro, per cercare la vostra strada nel futuro, per cominciare a percorrere un pezzo di futuro, e quindi io vi invito proprio a guardarle con curiosità, a cercarle con uno sguardo aperto, ad osservarle e a farvi attirare dalle cose che vi muovono dentro un po' di passione. Non so se ho visto transitare il dottor Romano, direttore dell'area, se vuole dare un saluto anche lui. Altrimenti ne approfitto per ringraziare anche Cristina e l'Università di Ca' Foscari. Vuole dirci, Cristina, qualcosa del suo corso? Cosa fa Ca' Foscari per l'innovazione? Ne approfittiamo? Volentieri. E per la sostenibilità? Allora, io lavoro appunto in un centro universitario dell'Università Ca' Foscari di Venezia. È un centro che si chiama Governance e Innovazione Sociale. In particolare io mi occupo proprio dei progetti di innovazione sociale. Cosa vuol dire? Vuol dire che lavoro a fianco di molte altre organizzazioni, molte altre persone che lavorano nei comuni, che lavorano
in regione, che lavorano nelle imprese, che fanno parte di associazioni, quindi anche dentro il territorio, dentro le comunità, per sviluppare progetti che provino a costruire idee nuove, percorsi nuovi, servizi nuovi per le persone, che abbiano una ricaduta importante per le persone, che aiutino a risolvere qualche problema, a favorire anche un maggior benessere, no? Quindi tutti progetti che in qualche modo cercano di avere un impatto sociale positivo. Allora provo a farvi qualche esempio, no? Per esempio abbiamo in questo momento alcuni progetti che stanno accompagnando le imprese ad adottare una prospettiva di sostenibilità. La cosa che ci ha raccontato il dottor Ciorra prima, non a caso, insomma, è stato testimonial di questo momento, nel senso che nel fare il lavoro che ciascuna impresa fa, che può essere un'impresa di commercio, può produrre abbigliamento, vendere generi alimentari, piuttosto che occuparsi di energia, chiediamo all'impresa di farsi alcune domande e quindi di chiedersi, per esempio, ma nel mio processo di lavoro quali effetti produco per l'ambiente? Le persone che lavorano dentro la nostra organizzazione stanno bene? Hanno la possibilità di portare il loro punto di vista, di riuscire a gestire la partecipazione al lavoro anche con la loro vita personale, di vivere e attraversare anche i momenti di vita personale compatibilmente con il lavoro? E poi gli chiediamo di porsi un'altra domanda rispetto ai miei clienti. Quali attenzioni ho? Fornisco prodotti adeguati? Faccio servizi di qualità? Li aiuto anche ad adottare delle strategie, per esempio, per ridurre l'impatto ambientale, quindi non so, la diminuzione della plastica, l'utilizzo di beni di consumo rinnovabili e via di seguito. Ecco, per esempio, questo è un progetto che mette in collegamento l'università con il sistema imprenditoriale, con le imprese del nostro territorio e che le accompagna a un cambiamento. Perché l'altra dimensione, insomma, di cui Ciorra ci ha parlato, no, è la necessità anche del cambiamento. Quindi questo è un esempio, ecco, del lavoro che facciamo dentro questo percorso di innovazione sociale. Allora, grazie Cristina. Siamo perfettamente on time. Ragazzi, grazie per la partecipazione. Fermatevi un attimo. Vi rubo un minuto. Intanto per ringraziarvi, so che avete avuto un ingresso un po' difficoltoso stamattina, quindi siete I controlli. Per fortuna arrivati. Finisco dicendo che la Regione Veneto chiaramente si occupa del vostro futuro anche grazie agli interventi del Fondo Sociale Europeo, con i quali noi aiutiamo anche l'università come Ca' Foscari a sviluppare i propri progetti innovativi. Assolutamente. E vi ringrazio ancora. Lascio la parola a mia collega Chiara che vi dice delle informazioni di servizio. Grazie a tutti. Ciao a ancora. tutti. Ciao ragazzi, solo un secondo. Allora, come diceva Simonetta, la Regione ha tanti progetti per i giovani. Mi sentite? Sì? E infatti quest'anno vogliamo sentire la vostra voce. Per questo abbiamo lanciato un questionario che trovate qui fuori. C'è un QR code da inquadrare e inquadrandolo andate direttamente al questionario con cui voi potete esprimere la vostra opinione su quali sono gli strumenti che vi sembrano più importanti per aiutare i giovani a trovare lavoro. Quindi vi chiedo poi uscendo di fermarvi oppure quando siete in giro e votare al questionario. Va bene? Grazie.